Traffico e viabilità stradale rappresentano un annoso problema della società contemporanea. Non a caso la progettazione, la realizzazione e la manutenzione della rete di strade e autostrade impegna costantemente comuni, province e regioni, sia per questioni di sviluppo economico che di impatto ambientale. La Regione del Veneto negli anni ha dimostrato attenzione verso questo importante settore. Durante l'attuale legislatura, il Consiglio regionale ha approvato piani triennali della viabilità per intervenire in modo particolare sul sistema viario in provincia di Vicenza attraverso l'utilizzo di finanziamenti regionali. Il gruppo consigliare della Lega Nord si è battuto per trovare una soluzione adeguata ai grandi nodi della rete stradale vicentina: Valdastico Sud, Valsugana, Valdastico Nord e Pedemontana. Quest'ultima continua ad essere al centro dell'attenzione delle amministrazioni comunali e dei cittadini. Dopo anni di attesa, analogamente a quanto successo con il passante di Mestre lo scorso 1° agosto, il Consiglio dei Ministri ha deliberato con la legge obiettivo la realizzazione della superstrada pedemontana veneta e la nomina di un commissario delegato con il compito di portare a rapida esecuzione l'opera. Mi sono adoperato per far approvare atti consigliari che accelerassero la realizzazione di grandi opere. Il nostro impegno per il futuro è di coniugare l'efficienza dei collegamenti con un minore impatto ambientale. In questi anni abbiamo portato a casa finanziamenti per il Vicentino per risolvere i problemi dei punti neri della viabilità. Un secco no alla costruzione di inceneritori nella Marca Trevigiana. È questa la posizione del gruppo consigliare della Liga Veneta, Lega Nord in Regione, che ha più volte ribadito la propria contrarietà alla realizzazione di termovalorizzatori nelle aree di Silea e Mogliano indicate da Unindustria. In Consiglio regionale è stata infatti votata una mozione presentata dai consiglieri del Carroccio volta a bloccare la fabbricazione di nuovi impianti nel territorio, almeno finché non sarà redatto il piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti speciali o industriali a valenza pluriennale, che ha il compito di disciplinare la materia. In assenza di un piano regionale per i rifiuti speciali, la Giunta non deve approvare la creazione di nuovi inceneritori in provincia di Treviso. Un'industria vuol fare 2 inceneritori da 250.000 tonnellate, la provincia di Treviso ne produce soltanto 50.000. Questo significa che dovremmo importare rifiuti da altre regioni. Noi non vogliamo diventare la pattumiera d'Italia, la provincia di Treviso ha già dato molto in termini ambientali per quanto riguarda cave, discariche e passante di Mestre. Pertanto la Lega Nord è contraria a questi inceneritori. La legge regionale del 23 aprile 2004, numero 11, in materia di urbanistica e governo del territorio, ha avviato un radicale processo di cambiamento e di innovazione che riguarda le modalità e le procedure della pianificazione del territorio. La nuova legge urbanistica regionale, infatti, cambia approccio alle problematiche della pianificazione urbanistica. Essa si inquadra in un mutato contesto culturale e programmatorio, dove i principi di sostenibilità dello sviluppo sono i fattori fondanti di un modello di crescita e trasformazione. Un modello che non erode, ma recupera il patrimonio di risorse ambientali e territoriali non riproducibili. Ripensare lo sviluppo urbanistico del Veneto. È questo l'obiettivo della Lega, che vuole puntare sulla qualità della vita per i veneti. Riqualificare i borghi, recuperare edifici e aree dismesse, puntare sull'edilizia ecosostenibile. E questo è un obiettivo fondamentale per garantire uno sviluppo anche economico per le nostre imprese, per le piccole imprese che devono continuare a operare nel nostro territorio. E questa è la qualità della vita che vogliamo dare con nuove infrastrutture, con nuovi servizi, con una qualità intercomunale dei nostri servizi che garantisca anche non solo dormitori, ma soprattutto città vivibili.